Credimi Antonello, lo faccio per il tuo bene. Se noi usciressimo insieme a fare sesso, granita e rock and roll, tu poi vivresti nel ricordo e va a finire che ti fai suono di chiusura, cioè, pensa a suonare la chitarra, che sei brava. Eccolo qua, il sex symbol del terzo millennio. Antonella, non faccia così anche lei, per favore. Un applauso per Serafino. Buonasera. Venga, sì. Ciao il pubblico, sex ciao. symbol, Buonasera. Cos'è? Zibibbo, grazie. Certo, no Serafino, no party. Che schifo. Professor Serafino, mi scusi, sabato scorso era la festa di San Valentino, sono curiosa di sapere come l'ha passata. Ma come al solito, tutte a farmi l'auguri, telefonate, SMS. Vede, la festa dell'amore sono io. Cioè, lei è la festa dell'amore? Sì. Mi scusi, professor Serafino, no, ma con tutto il rispetto, Prego. Io che non riesco proprio a capire lei come faccia, cioè qual è il suo segreto, perché... Ma guardi, non è per vanitalismo, è semplicissimo. Il mio segreto sta tutto qui, guardi. Ma è un lobo bellissimo, Serafino, ma è bellissimo questo lobo, mi scusi, ma... Vabbè, ma non esageri, scusi, facciamo noi, dato che ci piace tanto il mio logo dell'orecchio, se lo vada a sbagiucchiare tutto di là. Posso stare qui vicino a lei? Sì, che io devo fare la mia performance. Grazie. Bene. Questa sera non ho capito niente. Sì, comunque, vabbè, non è posso importante. stare qui a sentire, ascoltarla? Maria, pure questa ora. Senta, facciamo una, guardi, c'ho qui, guardi, per caso. Vede, la sua foto? Sì. Se la vada ad adulare lì, che poi magari... Ma come? Sì, ci faccio l'autografo poi. Bene, allora, c'è Tina la religiosa, Tina la indipendente. Sì. Lo so, Savina, lo so che non ti vuoi legare troppo a me, lo so, capisco che non vuoi farmi entrare troppo nella tua vita. Ma in altre parti c'è possibilità... Professore, per favore, no, così per fare una battuta. Beh, ora c'è Rosaria Lamicona, questa attenzione, attenzione. Rosaria Lamicona. Sì. Ti molla e ti porta via i CD, le cassette, i videocassette, la televisione, i libri, lo stereo, la macchina e poi per giunta ti dice però rimaniamo amici. E meno male, pensa se ci stavo sulle palle, cioè che... Sì, va bene, ha finito? Sì, ho finito la mia performance. Si sente, si crede. Maria, pure questa c'è, pure questa... Senta, no, ci dica che non esisto, ci dica che non esisto, sì, sono un personaggio... Cerchi Serafino? Non esisto. Qui, eccoti qua. Mi dispiace, ma... Questa sera ti farò impazzire. Sì, Serafina, è felice, no? Sì, ma mi può accompagnare che io solo con questa racchia... Cioè, no, vabbè, se vuoi l'accompagno, però non mi sembra... Vabbè, grazie Serafino, grazie. Non è che mi sembra così male. Gentilissimo professor Serafino, grazie moltissimo per essere intervenuto questa sera. No, che c'è? Ci dica che sono tuo cugino, ci dica che Serafino. Serafino, è qua. Che c'è, Alan, forse, che c'è? E bessame. Ma che besame, ma vai in redazione che c'è la bilancia, ma che besame, che può Va bene, vi accompagno io. Grazie. Dai, che Serafino, fate desiderare. Che si dedicano alla conquista. Ma secondo me a casa c'è qualcuno che si sta domandando... Sì, ma come si fa a essere un seduttore doc? La risposta è semplice, basta scegliere un libro giusto e leggere un libro che in sé ha tutte le risposte. Il libro è quello del professor Serafino. Sassa prova! Grazie, Sassa prova! Grazie pubblico, non c'è di che, grazie. Sì, buonasera, buonasera, dottoressa. Allora, eccoci qua, sì. Come la dottoressa Predolina qua? No, per Panicucci. Vabbè, sì. Vi ha già preannunciato, bene, io questa sera sono qui perché vi propono il mio nuovo libro. Vi propongo. No, vi propono il mio nuovo libro che praticamente è una raccolta di consigli, poesie e aforismi. No, aforismi, professore. Sì, non è che ci deve cercare il pelo della piaga ogni volta. No, allora, comunque è un libro, diciamo, che per l'appunto dedicato alle donne si intitola Il giro di Serafino in 800 donne. 800 donne? Sì. Capisco, professore. Va bene. Lei capisce? Sì. Bene. È simpatico. Allora, senta, guarda. È simpatico. Sì, lo so, grazie. Guardi, cerca di capire allora questo è il mio segnalibro in dotazione, che ci sono i miei baci personali, se li vado a sbaciucchiare. Sono suoi questi baci? Sì, che io faccio. Vado a sbaciucchiarli, posso però stare qui vicino? Può stare vicino ma lontano, prego, Ecco, sì. che io così faccio la mia performance.
Allora, partiamo, diciamo, col primo che è un consiglio per chi si presenta per la prima volta ai genitori di lei, che appena entrati in casa, ditegli: comunque lo penso anch'io di voi. Vabbè, professore, per favore, dai, ne legga uno. La seconda invece è una specie di aforisma, cioè una frase che è perfetta per dopo il primo bacio. Sì. A Cosima, che si chiama? Cosima. Cosima, senti, ma tu per caso ci credi nell'amore eterno? Sì? E allora sono cacchi tuoi, professore, per non dire un'altra cosa. professore, Concludo definitivamente, chiudere, diciamo, con una poesia a Saruzza. Sì. Saruzza, tu mi hai dato la tua anima, tu mi hai dato il tuo cuore, il tuo cervello. E che minchia, fai l'ultimo sforzo, no? Per favore, professore, lo dovevi fare, sì, professore, però anche lei... L'ha vista, no? Che cos'è? Che c'è? Aida. Che c'è? Mi querido? Ma che ridi, pure maleducata, cioè non solo ma pure maleducata, e ti metti a ridere. No, non la tratti male che è innamorata, per favore. Però non si può. Andiamo, che vi spiego. Lo so, ma non può essere. Ma questo libro è il saggio più venduto in Italia negli ultimi mesi. Sì, l'autore è qui con noi, il professor Serafino. Prova, buonasera. Ciao pubblico, ciao. Buonasera, professore, buonasera. Panicucci. Sì, no, un rattus freudiano, perché penso sempre a quello. Un rattus, sì. Bene, allora. Va bene, no, stavo dicendo che il Giro di Serafino e 800 donne, insomma, ha venduto tantissimo, Tantissimo, no? Sì, pensi che la prima edizione è già state esaurite 500.000 copie, ora la seconda edizione speriamo che ci bastano pure per quelle che non sono state con me, le donne, diciamo, modesto lei, no? Modesto. Bene, adesso... Sì, mi dica. Dicevo, ci dà un... Certamente, io questa sera vi do un assaggio, diciamo, che vi propono delle frasi... Vi propongo. Senta, signorina splendidezza, lei propone, tu propone, io propono, non è che ci vuole un cervello. Allora, dicevo, delle frasi da dire alle vostre ragazze semplici, ma che possono farvi fare... Che possono... Senta, sembra a cercare il pelo nel pagliaio, per cortesia, senta, guarda, facciamo una cosa, vada a desiderarmi inutilmente lì nell'angolo, per cortesia. Sì, vicino ma lontano. Madonna. Scusate signori, ma purtroppo... Allora, bene, allora dicevo delle frasi che possono farvi fare bella scuola. Allora, prima frase da dire se incontri a una che ti piace. Sì. Ciao squisitezza, senti, ma per caso ci credi all'amore a prima vista? No? Vabbè, allora passo domani? In seconda vista? Va bene, allora frase da dire ai giardinetti durante un temporale. Attenzione, durante un temporale. Sì. Ciao, morbidezza. Senti, morbidezza, ma per caso ci credi ai colpi di fulmine? No? Io comunque da sotto quell'albero mi toglierei, per sicurezza. Dai, allora, frase da dire se invece il rapporto è in crisi. Sì. Senti, Pucci, tra noi due c'è qualcosa che non va. Non sarà mica il tuo fidanzato? Sempre in mezzo. Professore, chiudiamo, per favore. Vado in conclusa con un SMS che ho mandato. Madonna mia, mi fa confondere. Allora, con SMS che ho mandato io personalmente. Sì. Lo leggo perché non me l'ho imparato a memoria. Bene. Ieri, quando sono andato via da casa tua, è rimasto lì con te alcuni pezzi di me. Le dita della mano nella porta, e che minchia, chiudi più piano, no? Ma no, professore, vabbè, sì, no, lo dovevo evacuare. È il suo libro, eccolo qua in giro. Cribbio, di nuovo questa qua è la racchia. No, ma non è una racchia. Lo so, però, è Aida. Senta, mi baci così lei si perde le speranze. Scusa, Aida, scusa. No, purtroppo. Com'era? Così Vieni. tutta dissapita. Ma sì, Aida, andiamo, va, povero frangente. Non era male il mio bar.